Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi parliamo di un tema caldissimo che sicuramente vi farà piacere. Rinnovo del contratto di Kvicha Kvaratskhelia. Prima di tutto, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, perché ci sono tantissime novità che non potete perdere. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica il Napoli sta finalizzando i dettagli per la permanenza del nostro Giorgiano fino all'2029 I numeri non sono ancora ufficiali, ma si parla di uno stipendio che riflette pienamente il valore di un giocatore di altissimo livello. Kvara guadagnerà tra 5,5 e 6 milioni di euro con un aumento graduale nel corso degli anni. Un segnale fortissimo da parte della società, che dimostra quanto creda nel talento di questo ragazzo. Ma c'è di più. Si sta anche discutendo della possibilità di inserire un clausola rescissoria . Questo significa che, in caso di offerte da parte dei top club europei, il prezzo per un eventuale trasferimento sarebbe già concordato. Un modo intelligente per tutelare sia il Napoli che il giocatore. Il presidente De Laurentiis e l'agente di Kvara Ugeli si incontreranno a breve per chiudere definitivamente l'accordo. Una mossa che conferma la volontà del Napoli di mantenere il proprio gioiello e continuare a costruire un futuro ambizioso. E voi, tifosi azzurri? Cosa ne pensate di questo rinnovo? Credete che la clausola rescissoria possa diventare un rischio o è solo una tutela per il club? Lasciateci la vostra opinione nei commenti. Non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità del nostro SSC Napoli . Forza Napoli sempre.